Salve a tutti, io sono Fabio Marsigli, responsabile ambiente di DV Roma, sono qui con Michaela Galdre del coordinamento Rifiuti Zero per il Lazio. Abbiamo deciso di mettere a confronto le linee programmatiche per una nuova gestione dei rifiuti nel Lazio, perché come abbiamo visto con il piano regionale fatto dall'ultima giunta regionale della Polverini, non funziona e ha creato moltissimi problemi sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista della salute dei cittadini. Ora, noi riteniamo che serva una nuova raccolta di rifiuti basata sulla raccolta differenziata porta a porta e stradale, su un riutilizzo e riciclo dei materiali differenziati, coinvolgendo i cittadini, le imprese e le realtà commerciali sul territorio, soprattutto riducendo a monte il carico dei rifiuti. Ora, riteniamo che occorre bloccare immediatamente tutte le nuove costruzioni di inceneritori e di scariche e spostare tutte le risorse a favore di quanto ho appena detto e per questo appunto riteniamo necessario organizzare un nuovo ciclo dei rifiuti nella regione Lazio e nella città di Roma. Ora, io chiedo a Michaela di commentare queste linee guida con un commento tecnico da parte del coordinamento. Allora, come coordinamento noi abbiamo assolutamente sostenuto questo tipo di ideologia, nel senso che è assurdo oggi ancora continuare a pensare al rifiuto. Non esiste il rifiuto, esistono dei materiali che non servono più e che possono rientrare nel sistema produttivo. Se noi pensiamo solamente a questo concetto, vediamo che non abbiamo più bisogno di discariche, ma non abbiamo più bisogno neanche di inceneritori, perché nell'inceneritore non va altro che quello che noi reputiamo rifiuto. Togliendo il rifiuto, per cui facendo una differenziata porta a porta come è nel vostro programma, sicuramente facciamo bene alla salute delle persone, perché le discariche Malagrotta ce l'ha dimostrato pienamente con l'incidenza di tumori che si hanno nella zona e a maggior ragione gli inceneritori che con diossine e nanoparticelle hanno creato un vero problema sanitario. Per cui togliendo questo andiamo ad aiutare la salute, ma oltretutto diventiamo più ricchi noi, perché non sprechiamo e in questo momento in cui oltretutto l'Italia sta in una grossa crisi economica, non sprecare mi sembra che sia la cosa fondamentale. Per cui sia una raccolta differenziata porta a porta sul territorio. Ricordo inoltre che è la stessa legge che lo impone. Questa è la priorità. Ovviamente si può parlare, come è stato fatto al Comune di Napoli, della possibilità di inviare i rifiuti all'estero come soluzione assolutamente temporanea e ovviamente limitata ai rifiuti che non sono immediatamente trattabili e riutilizzabili nel sistema produttivo. Voi di questo cosa pensate? Allora, appunto, dobbiamo anche renderci conto che in un posto come Roma, in una città come Roma, dove oggi non si fa raccolta differenziata, perché quello che ci stanno spacciando come raccolta differenziata non è raccolta differenziata, pensare che immediatamente chiudiamo Malagrotta, chiudiamo tutte le discariche, chiudiamo tutti gli inceneritori e iniziamo a fare il differenziato è impossibile. Abbiamo bisogno di un minimo di tempo. Un minimo di tempo è proprio minimo, nel senso sono 4-5 mesi al massimo. In questi 4-5 mesi in cui si pensa di poter andare a regime, logicamente noi abbiamo il problema del rifiuto. Non siamo totalmente contrari all'espatrio dei rifiuti, anche perché comunque ci sono in Europa stati che richiedono di acquistare questi rifiuti, per cui in questo brevissimo tempo noi siamo favorevoli a mandare i nostri rifiuti all'estero, ma fermo restando che non deve essere più di 4-5 mesi. Non deve succedere come è successo con Malagrotta, che dall'85 si va con le proroghe, limitata a 4 mesi, 5. Ora tocchiamo altre due questioni. Un'altra questione importante, contro il piano regionale rifiuti è stato organizzato dalle realtà politiche, anche e soprattutto dalle realtà associative, un referendum abrogativo. A che punto siamo? Dunque, per la prima volta nella Regione Lazio è stato fatto questo referendum che invece di farlo con le firme delle persone è stato fatto tramite i consigli comunali, per cui abbiamo avuto 12 consigli comunali che hanno approvato una delibera per l'istituzione di questo referendum.
sono state raggiunti le firme che servivano appunto dei comuni, è andato alla consulta, il referendum, non è stato detto che era inammissibile, per cui sono scaduti i termini per dichiararlo inammissibile, per cui è ammissibile, stiamo aspettando l'autorizzazione finale, ma comunque il referendum è andato. Adesso inizia invece il lavoro forte, che è quello di sensibilizzare l'opinione per poterlo andare a votare, perché poi è inutile che si faccia un referendum se poi non si raggiunge il quorum, e quello sarà forse il problema più grosso che avremo. Un'ultima domanda e una considerazione finale. Io penso che gli ultimi piani regionali sui rifiuti, e soprattutto questo, abbiano fallito perché non abbiano compreso che il rifiuto appunto non è un problema ma è un'opportunità di sviluppo e di occupazione, e soprattutto non hanno messo la salute dei cittadini e l'importanza dell'ambiente al centro di questa questione. Voi ritenete che la politica sia pronta, e cosa deve fare la politica per poter arrivare a una soluzione del genere, ovviamente partendo dal confronto con i comitati e con le associazioni? Deve attuare la legge. Deve attuare la legge, perché è scandaloso che esiste una legge dove appunto si richiede la raccolta differenziata al 65%, però le stesse organizzazioni politiche, gli stessi consigli regionali e tutto quanto decidono di non rispettarla e fanno deroghe. È assurdo. La legge è stata fatta a tutela della salute degli uomini e dei cittadini, quindi basta che si attua la legge. Effettivamente è un problema di salute. Infatti, basta considerare che poi è stata la legge di recepimento nazionale che ha drogato il sistema e non ha aperto ad un sistema reale basato sulla raccolta differenziata e sul riciclo, appunto rispettando la salute e l'ambiente che ci circonda. Ringraziamo Micaela e vi invitiamo a commentare le linee guida che saranno sul sito italiadeivalori.roma.it.